femminile, che è Simona Solini, che è la calciatrice del Torino. Anche con lei avremo l'opportunità di avere degli incontri, dei confronti con le nostre ragazze e sentire come funziona il calcio femminile ad alti livelli con le ragazze, per sentire le proprie opinioni. Il sabato, la sera delle finali, un concerto speciale con Dolce Nera, intanto nel teatro della MSC Fantasia, che sarà esaurito in ogni ordine di posto, nei suoi 2000 posti di capienza. Faremo il concerto di Dolce Nera con tantissime persone e nel palco del teatro premieremo le ragazze. Pertanto queste ragazze saranno viste, saranno applaudite da 2000 persone. Penso che stiamo mantenendo quello che è il nostro motto, che è di non. E per chi non ci sarà il seguito, avremo il nostro sito di riferimento, che è www.calciocrocera.it, che sarà aggiornato più volte al giorno per alla seconda edizione. Tutto qui, lascio la parola a Michelangelo, vi ringrazio. Grazie naturalmente ad Andrea Segatto, che è riuscito a toccare tutti i punti fondamentali con una grande semplicità, perché ha detto tutto qui, e di solito la battuta è e ti sembra poco. Io direi che veramente non ci manca nessuna componente, come non ci manca tra l'altro quello che saluto, la relazione che viene fatta naturalmente anche in questo appuntamento di conferenza stampa da parte del coordinatore regionale Giuseppe Ruzza della Federazione Italiana settore giovanile e scolastico. Quindi tralascio questa volta il CONI, così non mi prendo il cartellino giallo. Vai Giuseppe. Buongiorno a tutti. No, anche perché per il CONI noi abbiamo qui l'onore di avere il nostro vicepresidente vicario, che è Sergio Zorzi, che è il più importante di Bertolizza. Niente. Abbiamo poi anche la rappresentanza del calcio femminile, del calcio a 5, con Paolo Cibella e con Michele Betti, quindi la federazione è rappresentata in forze oltre al CONI. Io porto i saluti di Fiorenzo Vaccari, che doveva esserci lui, però per sfortuna o per fortuna, non lo so, ha trovato un momento di impegno anche oggi, quindi mi ha delegato. Io sono onorato di essere qua, nel senso che mi ricordo, Segatto, 3 anni fa, quando ci è stato chiesto il patrocinio della federazione e anche del CONI, vero Sergio? Noi abbiamo detto, ma possiamo insomma Milano, ehi, cosa fai? Ecco, no, permettetemi le battute così un po' leggere, perché per noi era sicuramente una novità. Con questo voglio dire che probabilmente la Federazione Italiana Gioco Calcio è un po' vecchia, si deve rinnovare, perché hai detto benissimo tu, abbinare lo sport. Di solito quando uno va in crociera, vedevo prima il dirigente del Nettuno Lido che avevo più una bella pancia, e questi sono i residui dell'anno scorso probabilmente, no? Quando uno va in crociera dice non faccio niente, prendo il sole, leggo, mangio, bevo, canto. Abbinare l'attività fisica a un'attività così di riposo è già bello. Abbinare poi il fatto culturale, come hai detto tu, a un fatto sportivo è il massimo, secondo me. Io parlo da coordinatore del settore giovanile ed è quello che noi cerchiamo sempre di fare quando portiamo via i nostri ragazzi, cioè non possiamo, la parte tecnica, la parte così di gioco è importantissima, ma non deve essere fondamentale. Eccomi qua Giuseppe, grazie naturalmente, perché stiamo aggiungendo sempre più dei particolari, quei concetti base che appunto prima dicevo, al di là di quello che il tempo poco a nostra disposizione, però devono essere appunto come sempre sviluppati. Chi ci ha creduto subito? Daniele Stivalla, assessore Regione Veneto, ci tenevamo appunto a ricordarlo perché sin dalla prima edizione lui, che è sempre vicino al mondo dei giovani, ha creduto a questa iniziativa, e quindi possiamo definirlo tutti amici di calcio in crociera, amicissimo invece di calcio in crociera. Grazie. Cosa ci fa qua la Regione? L'anno scorso, che ero presidente della commissione turismo, c'era lo slogan "tra la terra e il cielo c'è il Veneto", e quindi essere in crociera fra la terra e il cielo, o fra la barca e il cielo, esserci a pensare al Veneto, senz'altro era positivo. Lo slogan che abbiamo avuto quest'anno e quindi calza a pennello, ed è uno dei motivi per cui la Regione è qui ben volentieri essere rappresentata, anzi ho il piacere, il dovere e l'onore di portare anche il saluto del Presidente Luca Zaia.
Lo slogan che abbiamo quest'anno è il Veneto terra di campioni. Lo stiamo proponendo un po' in tutte le salse, sia quelle della promozione turistica sia quelle della promozione non gastronomica, perché il Veneto è una terra di modo partenariale a investire molto con i paesi del Maghreb e comunque di tutto il Mediterraneo, perché sarà uno dei punti di forza nella crescita economica dei prossimi anni. Per cui questo è il motivo, questi sono i motivi con cui ben volentieri abbiamo aderito a questa conferenza stampa e vorrei, come lo è stato l'anno scorso, quindi per portare questi messaggi importanti che riteniamo come Regione del Veneto, che in questa settimana in cui ci saranno gli amici comunque veneziani a coordinare tutto questo ambaradan importante della settimana di calcio in crociera, che ci sia il vessillo di San Marco e quindi della Regione del Veneto sul pennone dei campi sportivi, e quindi la volontà di lasciarvi la bandiera della Regione del Veneto a sventolare durante tutti i 7 giorni della calcio in crociera. Giusto per non fare nessun riferimento, perché da quando siamo arrivati qui stamattina, vero Raffaele, ti cerco perché stranamente a sinistra dico dove è Raffaele, e quindi ho dovuto rincorrerti, però perché non di là? Dicevamo appunto prima, abbiamo anche la nostra nazionale, perché c'è Sara Penzo che vorrei naturalmente venisse applaudita, e poi presenteremo tutte naturalmente le atlete importanti, perché il concetto appunto di prima era che da quando siamo arrivati questa mattina e siamo concentrati naturalmente in questa manifestazione, io credo pochissimi, se non gli interisti sfegatati, avranno pensato e sarà venuto a loro in mente che questa sera c'è la finale di Champions League. È vero, quindi significa che tante volte bisogna porre, e qui c'è la stampa, io li saluto ma non mi dilungo perché poi parleremo di loro più tardi, bisogna porre l'attenzione delle cose sin da buon mattino, quindi appena i giornali vengono sfornati, appena le radio hanno i primi radiogiornali, subito parlare naturalmente di calcio femminile, perché quello è un aspetto fondamentale per sintonizzarci tutti, come si diceva una volta, nella giusta onda. È vero Raffaele? Allora facciamo un applauso intanto a Daniele Stival, perché non l'abbiamo fatto prima e quindi lo facciamo adesso, e poi il microfono subito a Raffaele Speranzona, assessore allo sport della provincia di Venezia e non solo, alla cultura, alle politiche giovanili e allo spettacolo. Un applauso a Raffaele Speranzona. Meno lo spettacolo, perché sennò vuol dire che è una scommessa che a distanza di qualche anno si può definire una scommessa vinta. Una scommessa vinta perché puntare sulla promozione dello sport alla buona speranza, io mi fido spesso al mio cognome, Ruzza, perché c'è anche Ruzza. Come ricordava Ruzza, in questi anni lo sport al femminile in generale ha avuto grande spazio e soprattutto ha permesso al nostro territorio in particolare, più in generale anche a livello nazionale, molto spesso di salvare la situazione in molte occasioni nelle quali gli atleti maschi non sono